Allora Federico, sei tornato da Melbourne, sensazioni, intanto hai vinto un altro match slam, anche se qualificazioni, come l'hai vissuto? Ho saputo che non sei stato benissimo a livello di salute. Sì, all'inizio del torneo non pensavo neanche di poterlo giocare perché fino a 2 giorni prima ho avuto comunque 39 di febbre, quindi è stato difficile all'inizio, però poi sono contento di come ho affrontato le due partite. Sì, un'altra vittoria slam, quindi sono felice. Sono felice di questa esperienza, comunque mi ha lasciato tanto. Tra l'altro, correggimi se sbaglio, primo impegno col team nuovo, col team rinforzato rispetto all'anno scorso, come ti stai trovando con il nuovo coach, nuovi assistenti? Sì, no, mi sto trovando molto bene, sono persone a cui ci tengo tanto e ci sto bene. Il nuovo preparatore l'ho conosciuto 2 mesetti fa ormai, però brava persona, bravo professionista, quindi sono felice di poter continuare con lui e spero di fare un ottimo lavoro. Ecco, ottimo lavoro che viene un po' da quello che è stato il tuo percorso nel 2025, il tuo primo anno, diciamo, ai livelli pro. Hai fatto un po' un piccolo tracciato per capire dove devo ancora crescere e come mi può aiutare questo team allargato? Sì, vabbè, sicuramente a inizio anno abbiamo un po' capito cosa c'era da migliorare, cosa potevo fare ancora meglio. Sicuramente l'aspetto mentale, appunto, di rimanere tanto focalizzato durante la partita, più a lungo possibile, senza avere troppi alti e bassi, e poi vabbè, ovviamente anche tecnicamente, fisicamente e mentalmente devo ancora migliorare tanto, sono giovane, quindi un po' sotto tutti i punti di vista. Ecco, quello di Melbourne è stato la tua seconda esperienza a livello slam, hai fatto le quali degli US Open l'anno scorso. Hai fatto un po' un parallelo, sono condizioni diverse, un periodo diverso, in questo caso siamo ancora in piena preparazione in un certo senso. Hai visto un po' delle differenze tra il Federico che ha affrontato Flushing Meadows e il Federico che ha giocato Melbourne? Ma sicuramente ho visto abbastanza simili, però ho provato a fare più cose nuove a Melbourne, quello che ho fatto un po' in preparazione, e anche fisicamente mi sentivo anche meglio. Ho fatto 2 partite al terzo comunque belle lottate, stavo bene. Forse agli US Open comunque ero arrivato anche un po' più stanco perché venivo da tutta la stagione un torneo dietro l'altro, quindi era difficile. Qua a Melbourne invece è il primo torneo dell'anno, quindi comunque anche condizioni un po' più difficili, però sono felice di come siano andate tutte e due le esperienze. Ecco, tornando sempre a Flushing Meadows, c'è quella foto rubata di tanti anni fa, te bambino, con Papa Francesco a seguire Roberta Vinci in quella bellissima semifinale contro Serena. Qualche anno dopo scendi in campo, ci hai un po' pensato a quel momento, dici sono passato dal vederla accanto a papà che allenava una giocatrice italiana che batteva la più forte giocatrice della storia e adesso sono io a fare la mia di storia. Sì, vabbè, ovviamente ci pensi quando entri lì dentro, lo stadio. Pensi ci sia stato da piccolissimo come spettatore, quindi è veramente un'esperienza unica poter tornarci anche da giocatore, poter giocare su quei campi dove prima guardavi le partite, quindi veramente fantastico. E certo, ci penso spesso, sì. Ecco, per quel 2025 io ho preso 3 momenti, mi dici tu dove piazzarli in questo podio? Sì. Prima vittoria ATP, esordio a Roma, esordio in un evento slam. Allora, prima a Miami, prima vittoria a Miami, un'esperienza incredibile, cioè emozioni incredibili, quasi inaspettate. E poi a Roma secondo ovviamente, quasi primo, perché comunque Roma è pazzesco, un'esperienza incredibile, un'atmosfera veramente bella. E poi terzo lo slam, che è pure bellissimo, però in confronto a queste due diverse. Ecco, tu fai parte ormai della nuova generazione, no, che si sta affacciando al tennis mondiale in un periodo, è banale dire periodo d'oro per il tennis italiano. Abbiamo avuto per un attimo anche 2 giocatori tra i primi 3 del mondo, prima che Musetti si facesse male con Djokovic. Dal punto di vista anche delle pressioni, delle aspettative, vi aiuta a voi giovani avere comunque le spalle coperte, tra virgolette, dai Sinner, dai Cobolli, dai Musetti, dai Darderi?
Vabbè sì, sicuramente fa piacere avere tanti giocatori lì davanti anche come punti di riferimento, quindi ti aiutano tanto. E poi certo, ti senti le spalle coperte, però ovviamente vuoi scrivere tu la tua storia, quindi devi pensare tanto a te stesso. E poi sai che comunque l'Italia è piena di campioni, quindi stai tranquillo. Ecco, hai parlato di storia, la storia di Federico Cinà dopo questo breve passaggio a Palermo come prosegue? Dopo questo breve passaggio a Palermo andrò 2 settimane in India, 2 Challenger, e poi torno e penso di ricontinuare con i Challenger, sì. Non so ancora bene quali. Obiettivo fare punti per le Sì. quali del Roland Garros? Sì, quello comunque è l'obiettivo, poter rientrare anche in quali Roland Garros e fare il mio terzo slam, sì. Ti faccio una domanda banale ma non troppo. Obiettivo ranking per dicembre 26? Ma non me ne sono fatto più di tanto perché comunque può dipendere da troppe cose, però il meglio che potrò fare, nel senso, cioè, non mettermi tante aspettative, però comunque avere una classifica che mi permetta sia di fare tanti ATP e sì, di poter fare più ATP possibili.